Si è tenuta questa mattina alle ore 11 la presentazione del nuovo allestimento e riapertura al pubblico della sezione preistorica prenuragica del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari. Oggi, giovedì 26 settembre 2024, dalle 14 alle 19:30, negli spazi del padiglione Raccordo al Museo Nazionale Archeologico Giovanni Antonio Sanna di Sassari, verrà inaugurata e quindi riaperta al pubblico la sezione preistorica. Il padiglione è stato completamente rivisto, i reperti sono stati esposti secondo criteri scientifici, museografici ed estetici che rimandano ai più aggiornati musei europei. Un progetto moderno che aggiunge un ulteriore tassello alla revisione completa dell'esposizione, anticipata lo scorso gennaio con l'inaugurazione del padiglione Castulti. Nella sezione preistorica saranno visibili al pubblico materiali che attestano la presenza umana in Sardegna dal Paleolitico inferiore al Bronzo antico, secondo un percorso cronologico e tematico dove trovano spazio circa 300 reperti, alcuni dei quali tra i più rappresentativi della collezione del museo. Il progetto di restyling, curato dallo studio di architetti Tortelli e Frassoni, proseguirà a breve nel padiglione Marcialis, dove saranno riallestite le sezioni nuragica, fenicio-punica e romana. Ad accogliere il visitatore in un museo totalmente rinnovato e moderno in posizione scenografica, le grandi statue menhir rinvenute nel territorio di Laconi e Nurallao, grazie alle quali il Museo Sanna nel 2022 è entrato a far parte della prestigiosa Rete Nazionale dei Musei delle Statue Stele Menhir. Alla fine del percorso, una sezione espone materiali provenienti dall'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, tra cui il famoso piatto con figure umane che si tengono per mano e reperti legati ad aspetti religiosi e alla vita quotidiana. Questa è quindi un'ulteriore occasione per tutti i visitatori di poter godere di un gioiello cittadino, regionale, nazionale, qual è il Museo Giovanni Antonio Sanna di Sassari. Bruno Lombardi per la Gazzetta Sarda.